Un vero e proprio agguato, quello subito qualche giorno fa da uno studente trevigiano di 16 anni. Il giovanissimo è stato picchiato e rapinato di fronte al McDonald's di Ponte San Martino da una baby gang di stranieri. I giovani malviventi si sono accaniti con calci e pugni per rubare al malcapitato appena 7 euro e 2 tessere, tra cui una per avere degli sconti ai negozi di videogame GameStop. A salvare lo studente è stato un autista della CTT che ha messo in fuga gli aggressori. La squadra mobile è riuscita, grazie all'ausilio delle telecamere, ad identificare uno dei responsabili. Si tratta di un 16enne marocchino residente con la famiglia a Vedelago. Il giovane è stato denunciato alla procura per i minori per rapina. Si tratta del quarto episodio nelle ultime settimane che ha costretto la polizia ad intervenire per affermare risse o scontri tra gruppi di giovanissimi stranieri, soprattutto albanesi e magrebini. Sono fenomeni, queste liti fra giovani, che ci stanno un po' preoccupando perché sono diventati 4-5 episodi. Uno di questi è degenerato in questa rapina ai danni di una ragazza di 16 anni, perpetrata poi da 4 giovani coetanei. Dalle descrizioni date dalla vittima siamo riusciti a individuare con certezza uno degli aggressori e le attività stanno completandosi nell'individuazione degli altri 3. Quello che preoccupa non è il danno economico, chiaramente, è il fatto che ragazzini, parliamo di 15, 16 anni, 14 anni, diventino così aggressivi da porre in essere un'azione che in tutto e per tutto si configura come una rapina.